Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il conducente del SUV che la notte del 18 dicembre ha investito e ucciso Daniele Cantale, 17 anni, era a bordo del suo scooter e stava per fare rientro a casa. L'indagato è un ragazzo di 23 anni, percorreva ad alta velocità e in senso opposto di marcia la strada teatro dell'incidente mortale. Spaccio di droga nella piazza principale del paese. Siamo ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di marijuana. Sulla chat del telefono i contatti degli acquirenti. Il Codacons Sicilia chiede di indagare su quanto si sta verificando al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il provvedimento parte dal decesso della donna morta in corsia dopo 12 ore di attesa prima del ricovero. E adesso lo sport, il Palermo alla vigilia dell'incontro che lo vedrà impegnato in trasferta domani ad Ascoli con fischio d'inizio alle ore 14, si trova in classifica da appena un punto dalla zona play-off. Palermo in campo dall'inizio con il 4-3-3. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.